Li ringrazio uno per uno, coloro che hanno speso il mio nome. Per me è stata una soddisfazione anche personale essere seconda solo al presidente Zaia, con un calo dell'affluenza aumentando le preferenze in termini assoluti rispetto a 5 anni fa. Un ringraziamento al presidente Stefani che mi ha dato l'opportunità di essere candidata, al movimento, la Lega, che ci ha sempre sostenuto anche pubblicamente nella campagna elettorale, e quindi una soddisfazione, un ringraziamento agli elettori. Vuol dire che i cittadini hanno colto quelli che sono stati 10 anni di serietà, di competenze, vuol dire essere entrati nel cuore e nella testa delle persone, che hanno confermato questo successo, successiva solo al presidente Zaia, che ha fatto un risultato straordinario e che è frutto del riconoscimento di 15 anni e mezzo di lavoro importante per i veneti. Quindi è un riconoscimento per chi è sempre rimasto comunque su strada, a contatto diretto con le persone, con i cittadini, che ha battuto palmo a palmo il territorio. Sicuramente, perché io vengo da un'esperienza di sindaco, dove ho sempre lavorato a contatto con i cittadini, e la stessa cosa l'ho fatta in questi 10 anni in regione. I cittadini confermano e aumentano il consenso a chi rimane a contatto con loro, li ascolta, gli dà delle risposte e cerca di fare il meglio per la comunità. Ecco, ripartendo, quali sono i prossimi obiettivi, quindi da consigliere regionale o magari possibilmente anche da assessore? Gli assessorati saranno nella scelta e nelle valutazioni del presidente Stefani. Io sono a disposizione del partito come sempre. Per quanto riguarda la mia impegno per le prossime elezioni regionali, sarà quello di valorizzare e rafforzare ulteriormente quello che è stato le competenze, le conoscenze maturate, le relazioni le maturate in questi anni, soprattutto sulla sanità e sul sociale, ma anche a fianco dei territori e dei comuni.